Zona stadio finita sott'acqua nell'ultima ondata di maltempo. Scantinati allagati e suppellettili da buttare, con i cittadini che ad oggi hanno aderito ad una petizione da portare all'attenzione degli assessori competenti per chiedere il rifacimento della rete fognaria di Viale Trissino. Al di là della quantità di acqua che è venuta giù, il problema principale di questa strada è il rifacimento completo del sistema fognario, perché appunto non è in grado di recepire una quantità di acqua consistente. Sono fognature di 60 anni fa, quindi di una consistenza piccola, estremamente ridotta. Deve essere ripensato tutto questo se non vogliamo che si ripeta questo quanto è successo. Chiusa la raccolta con 180 firme dei residenti che chiedono un incontro con l'amministrazione, che annuncia l'avvio dei lavori per i sottoservizi su Borgo Casale già nel mese di aprile. Col mese di aprile partiranno i lavori su Borgo Casale e poi anche su Viale Trissino in periodo estivo di rifacimento di tutti i sottoservizi, anche della fognatura dell'acquedotto, con un dimensionamento maggiore delle condutture della fognatura. E anche questo, anche se è una zona limitrofa alla zona interessata, è comunque un'operazione importante, perché anche l'acqua e le fognature che insistono su quella zona poi convergono nella zona stadio, quindi un maggior dimensionamento delle condutture metterà meno in sofferenza anche la zona dello stadio. Abbiamo già iniziato a fare dei discorsi con Viacqua, che ha iniziato degli approfondimenti sulla zona stadio per capire quali interventi nel medio periodo si possono intraprendere per migliorare le condizioni della rete fognaria. Quindi gli studi sono già avviati, nel corso delle prossime settimane, prossimi mesi contiamo di avere un'idea di progetto di fattibilità, per poi ovviamente i tempi tecnici per tradurre i progetti in progetti concreti, progetti definitivi e trovare i finanziamenti.